Siamo con l'assessore Antonietta Maria Testone delle attività produttive del comune di Sciacca. Sciacca sempre un polo di grande attrazione turistica. Ecco, quali sono le novità che il 2017 diciamo, porterà nell'economia di Sciacca, ma che avrà anche un risvolto per l'economia provinciale e regionale? Ma l'attrazione chiaramente nell'imminente è il carnevale, è quello che si sta già organizzando, perché questo è diciamo, una manifestazione annuale molto importante per tutte le attività diciamo, locali che orbitano intorno a questa manifestazione, anche perché il carnevale di Sciacca ormai gode di una importante risonanza anche all'esterno, e quindi diciamo che su questo il Comune già sta muovendo i primi passi e si sta impegnando per far sì che anche quest'anno questa manifestazione riesca a decollare malgrado le grandi difficoltà economiche e finanziarie dell'ente. Ecco, parliamo anche di un'attività, quella dei coralli, che organizzerete un evento, una manifestazione che interessa anche le scuole di Sciacca. Dobbiamo dire che Sciacca ha una filiera di artigianato di eccellenza che ormai ha ha un suo diciamo, indiscutibile riconoscimento, che è quello della ceramica, ed è anche l'eccellenza del corallo che si incomincia a far strada in questi ultimi anni. Ma quest'anno la grande novità è che l'istituto, il liceo artistico Bonachia è riuscito ad avere, diciamo, a deliberare sul nuovo indirizzo, che poi non è un nuovo indirizzo, in realtà è l'ho definito una curvatura all'interno dell'indirizzo del design, che è la lavorazione del corallo. Io sono, diciamo, mi auguro, il mio auspicio come assessore alla pubblica istruzione è che questo indirizzo possa determinare una filiera d'eccellenza come quella della ceramica, e quindi anche a partire dal prossimo anno i ragazzi che si iscriveranno in questo nuovo indirizzo possono avere l'opportunità anche future lavorative che la lavorazione dei metalli e del corallo può determinare.